sono contento, insomma, non al 100%, perché abbiamo iniziato bene i primi 10-15 minuti, 20 minuti e poi invece ci siamo un po' persi, un po' di indisciplina e gli abbiamo lasciato spazio e quindi non siamo riusciti a fare il nostro gioco. Secondo me è una cosa che abbiamo noi mentale, che ci portiamo dietro da partita scorsa a Padova, perché lì proprio è stato, non c'era ordine in campo, è stato un po' tutto, come si dice? Sì, una confusione. Quindi abbiamo iniziato bene, poi ci siamo un po' persi, non penso, perché non penso che la squadra si sia seduta, anzi, però ci siamo un po' persi e niente, loro le abbiamo lasciato lo spazio, comunque Casale sì è una buona squadra, quindi sanno giocare a rugby. Allora, in realtà diciamo che a livello di staff è bene o male tutto uguale, nel senso che comunque anche Mauro, io magari scendevo anche in cadetta qualche weekend, cioè gli anni che ho fatto qui, quindi ho avuto da allenatore anche Mauro, quindi sì, è cambiato qualcosa, ma non così tanto. E sono cambiati, scusate, i giocatori, perché c'è un gruppo di ragazzi giovani che vengono dal progetto dell'Accademia, che comunque hanno il loro valore, nel senso che lo stanno dimostrando con alti e bassi, ma è normale, tutti, anch'io personalmente ho alti e bassi, quindi è normale, normalissimo. Però dobbiamo continuare a lavorare duro e a lavorare duro, basta. Secondo me la mischia chiusa, ovviamente stiamo facendo bene, però non dobbiamo sederci, anzi dobbiamo continuare a lavorare così ogni weekend, ogni allenamento che facciamo mischie, ogni partita, in qualsiasi momento. Dobbiamo sistemare un po', secondo me, la fase statica del drive, perché comunque la conquista in touche c'è, anche lì forse bisogna curare un po' di dettagli, però c'è e dobbiamo appunto concentrarci sul fatto di star bassi, prendere la palla, scendere bassi e lavorare, spingere con la testa lì sotto, senza paura. Sì, è stato bellissimo. No, è stato... io difficilmente sento il pubblico quando gioco perché sono concentrato lì, però in quei momenti, magari quando c'era il gioco fermo, sentivi, sì, era molto bello. Ci è servito molto, penso. Spero sia così anche per le prossime partite, magari anche in trasferta, perché no?